È un bel quartiere dove vivere, si sta bene, siamo ancora tranquilli da quel punto di vista. L'unica cosa è che mancano i posti per le auto e ce ne sono troppe e di conseguenza ci sono anche tante multe. Per carità, hanno ragione, però se ci fosse anche qualche posto bianco la gente... Il quartiere Santa Caterina a ridosso di Borgo Berga è tra le zone del centro più caratteristiche di Vicenza. Una strada di attraversamento verso il centro città che si fa largo tra gli antichi rioni, dove però lo spazio è ristretto. La mancanza di parcheggio è il problema maggiormente segnalato, soprattutto quello gratuito. Sia residenti che esercenti lamentano solo la presenza delle strisce blu a pagamento. Usiamo anche noi lo stesso, i parcheggi blu, tutti. È un po' difficile perché è un po' di centro e non è proprio al massimo. Cioè, sempre può essere che non trovi neanche. Beh, sei fortunato se trovi un parcheggio. Ho fatto 2 giri per trovare un parcheggio, però dai, lo spritz è buono, quindi vale la pena. Sono posti per le macchine dei residenti e perciò il comune, il famoso geometro del comune, perché non pensa di fare qualche posteggio bianco, visto che siamo in centro e perciò la percentuale dei posteggi blu dovrebbe essere anche i posteggi bianchi. Per trovare posto sul posteggio blu che io pago, più delle volte non trovo posto. Il problema forse maggiore è il traffico e la viabilità, che viene gestito in una maniera un po' così, e la disponibilità di parcheggi, soprattutto adesso che hanno aumentato le zone gialle, quindi quelle residenziali, a sfavore appunto delle zone blu. Però c'è anche da dire che il comune, soprattutto per i piccoli esercizi come me, è intervenuto anche con questa situazione pandemica in maniera efficace, perché questa struttura che voi vedete davanti a me, che è il Plateatico, è stata data in concessione fino al 31 dicembre, quindi quando un'amministrazione funziona bisogna dirlo. E poi che altre problematiche, a una certa ora della notte, ecco sì, abbiamo quei 2 o 3 individui che magari passano qua che un tempo non passavano,